Buon pomeriggio, bentrovati con il punto, nuova puntata, nuovo appuntamento nel fine settimana, anche oggi per approfondire i temi di questo inizio febbraio. Ormai siamo nei giorni di Sant'Agata per la città di Catania, ma soprattutto una settimana intensa, piena di notizie che riguardano la cronaca, la politica. Insomma, noi cercheremo di approfondire tutto questo. Oggi è puntata in parte, visto che insomma ormai davvero siamo a ridosso della festa di Sant'Agata, festa partecipata, la terza festa più partecipata al mondo. Oggi parleremo, apriremo una parentesi proprio su queste celebrazioni, lo faremo con un ospite eccellente. Avremo Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Baturi, segretario della CEI, che ovviamente sarà con noi per parlare non solo di Sant'Agata, ma anche delle sfide della Chiesa nell'anno del Giubileo, anno importante per la Chiesa. Poi parleremo di sicurezza, parleremo di città, parleremo di immigrazioni, insomma lo faremo ovviamente con tanti ospiti nel dibattito della politica, quindi puntata molto lunga. E allora io saluto, ce l'abbiamo già in diretta, collegato dal suo studio in Vaticano a Cagliari. Eccellenza, intanto buon pomeriggio. Cagliari. A Cagliari, perché il segretario della CEI è vescovo di Cagliari, pur essendo catanese, insomma, quindi Catania resta nel cuore. Intanto benvenuto e ben trovato, grazie per essere stato con noi. Grazie, Allora, grazie dell'invito. Allora, Eccellenza, bell'anno questo per la Chiesa, no? Tante sfide, tanti appuntamenti, insomma, tante questioni che la Chiesa, diciamo, in questo periodo, diciamo, cerca di affrontare mettendoci la faccia diciamo, con il capo della Chiesa, che è Papa Francesco, ma anche con i suoi uomini di fede, ma uomini anche impegnati nel sociale, i conflitti, l'immigrazione, insomma tutto quello che riguarda insomma, la vita terrena. Voi non vi sottraete mai anche di dare la vostra opinione in certi casi, no, Eccellenza? Beh, certo, perché l'annuncio cristiano è un annuncio che riguarda la salvezza dell'uomo nella sua interezza, ma nella sua concretezza. E quindi l'annuncio della speranza, l'annuncio dell'amore di Dio non può non riguardare le condizioni concrete in cui un uomo vive, quelle economiche, culturali, sociali, i problemi familiari come quelli politici. Quindi non si tratta di una estensione della competenza della Chiesa, si tratta di una fedeltà ad un messaggio di amore che dobbiamo consegnare all'uomo. Il verbo di Dio si è fatto carne e ha assunto tutte le dimensioni dell'uomo. E in questo momento quindi non possiamo pensare al dramma della guerra, ma anche a quello della povertà, all'esigenza di accompagnare le giovani famiglie a guardare con speranza il futuro e a generare figli. Ecco, questa concretezza e integralità del messaggio cristiano appartengono evidentemente a un patrimonio a cui vogliamo essere fedeli. Allora, Monsignor Baturi, lei è catanese, l'abbiamo anticipato, quindi anche Sì. per lei sono questi giorni intensi, no? Di fede, di passione, anche di interesse verso una città che è lontana fisicamente, ma immagino sia vicina, diciamo, mentalmente anche al cuore. I giorni di Sant'Agata. Sant'Agata è una festa complessa nella sua interezza, dal lato appunto ecumenico, ma anche dal punto di vista del folklore, racconta tanto, racconta un'intera città e un intero popolo. Allora, intanto lei come si approccia alla festa di quest'anno? Beh, intanto purtroppo non sarò presente, quindi seguirò attraverso anche i vostri canali lo svolgersi della festa. Vi è poi un coinvolgimento intellettivo ed emotivo, intellettivo perché evidentemente seguirò, cercherò di capire, come al solito rileggerò alcuni atti e alcuni documenti. Affettivo perché chiaramente col cuore sarò col popolo di Agata che attraversa le città di Catania. Spirituale perché mi unirò in preghiera in modo che quel pellegrinaggio delle reliquie di Sant'Agata nelle strade, tra le piazze della nostra città sia anche un itinerario verso Dio e verso l'uomo.
Monsignor Vaturi, il nostro vescovo, il vescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, ha detto cerchiamo di dare a questa festa, lui è pugliese, quindi è arrivato diciamo, con un approccio ovviamente diverso, no? Da non catanese che si sente completamente diciamo, dentro questa festa, da estraneo alla festa in se stessa, ha detto cerchiamo di dare, lo ha fatto l'anno scorso, l'ha fatto anche quest'anno, cerchiamo di dare una prospettiva nuova a questa festa, diciamo ritornando al messaggio originale, perché sul messaggio originale milioni di fedeli si possono anche raccogliere e intraprendere una strada nuova. Lei è d'accordo con questo approccio, con questo punto di vista? Ma questo è l'approccio che utilizzò proprio 30 anni fa Giovanni Paolo II, quando ero un giovane prete, ma ce n'erano tanti giovani a Cibali, parlò di Agata, chiedendo a tutti di interrogarsi sul segreto di Agata, anzi di interrogare Agata sul segreto della sua bellezza, ma anche del suo coraggio, della sua fierezza, del suo martirio. E in quel dialogo immaginario Giovanni Paolo II disse: Agata vi risponderà, il mio segreto è Cristo, la mia forza è Cristo, e io appartengo a Lui. E allora l'idea fondamentale, ma davvero geniale, è quella di lasciarsi affascinare dalle manifestazioni, di lasciarsi colpire dall'esempio di questa straordinaria donna, tanto bella che vorremmo tutti i nostri figli, i nostri cari, tutte le nostre persone a noi care come lei. Ebbene, lasciarci affascinare da questo cercando il segreto. Il segreto è naturalmente la fede in Gesù Cristo, che dà all'uomo la forza, che dà all'uomo la possibilità anche di sacrificare la vita per ciò che è più importante della vita, per amore, non per disprezzo. E quindi il Vescovo Luigi in fondo continua questa scia, anche sapendo di volta in volta indicare obiettivi concreti della comunità cristiana e civile di Catania, in modo che la mobilitazione accanto a Sant'Agata, nella certezza di essere visitati dal suo amore, diventi anche costruttività, energia per costruire un futuro più degno per tutti. Verrà a Catania per l'omelia il presidente della CEI, Cardinale Zuppi, quindi insomma a testimonianza che ovviamente l'interesse verso questa festa è sempre crescente anche da parte della Chiesa. Lei lo ha detto bene, insomma attraverso un popolo si può veicolare un messaggio. Quali sono secondo lei in questo momento, diciamo, anche guardando l'attualità di questa città, i messaggi da veicolare? Il primo è quello corrispondente al Giubileo, il tema della speranza. Noi viviamo un periodo in cui tante cose negative possono abbatterci oppure legittimare uno certo scetticismo, talora anche una disperazione o al contrario una presunzione di chi non aspetta più nulla perché pensa di avere tutto ciò di cui ha bisogno. Noi abbiamo bisogno di speranza. Abbiamo bisogno di una ragione grande per cui lavorare, per cui sacrificarci, per cui costruire, e questa speranza ci proietta verso il futuro insieme agli altri. Ecco, la fede cristiana è l'offerta agli uomini anche di una speranza e quindi di uno sguardo positivo sul futuro, ma anche benevolo verso gli altri, perché la speranza non si raggiunge mai da sola, ma solo da soli, ma solo in compagnia con gli altri. C'è poi il tema della solidarietà, perché una città come Catania vive di innovazione, di capacità di sguardo al futuro e abbiamo tutte le risorse per poter stare nel mercato del futuro con capacità di scienza, di pensiero, di intraprendenza, ma di solidarietà. Perché nessuno resti indietro. Non le fa paura questo fenomeno di tutti questi giovani che scappano dalla Sicilia, da Catania, ma più in generale dal sud e adesso anche dall'Italia, perché insomma questo paese diventa difficile anche da gestire sotto il punto di vista dei giovani. È uno dei problemi che accomuna Catania con Cagliari, purtroppo tanti giovani vanno. Questo non mi fa paura se è un gesto libero, liberi cioè di restare, perché vi sono le condizioni, liberi di andare e di tornare. Se questa libertà di trovare nuove strade in giro per l'Italia e per l'Europa fosse libero, sarebbe una grande chance per Catania.
quella cioè di agganciarsi ai grandi movimenti economici o di pensiero o tecnologici del nostro paese. Ciò che mi inorridisce è quasi un sentimento dell'essere costretti, come se la città non offrisse occasioni buone per giovani capaci. Questo sarebbe davvero terribile, perché come loro hanno bisogno della sapienza e della memoria degli adulti, noi abbiamo bisogno dei giovani, assolutamente. E soprattutto loro hanno la possibilità e devono essere liberi di sviluppare la loro personalità, la loro capacità, ma nella propria terra, tra le proprie cose, nelle proprie famiglie, liberi. Quindi la libertà significa costrizione da una necessità. Se è un gesto libero può essere una bella chance, se è un giudizio negativo sulla nostra condizione di isolani deve interrogarci molto. Allora, veniamo al suo, diciamo, lavoro, che è quello del vescovo, ma è anche quello di segretario della CEI. Come si comportano questi vescovi italiani, segretario? Ma abbiamo appena discusso dell'inizio del Giubileo. Ciò che riscontriamo è una grande partecipazione, la voglia di stringersi attorno ai propri vescovi, quindi mi sembra che il giudizio sia senz'altro positivo. Ciascuno ha una fetta del popolo di Dio da servire e da cui lasciarsi aiutare. Mi sembra che c'è un desiderio di costruire assieme. Questo è bello, insomma. Senta, lei sa che abbiamo un sondaggio che ci ha presentato l'Istituto Demopolis, che ha presentato in realtà a noi, ma prima ancora l'ha presentato, diciamo, all'interlocutore principale, che è Papa Francesco. Diciamo, sono venuti da voi in Vaticano, insomma, a portare questo sondaggio fatto con i siciliani e con gli italiani sulla percezione e sulle sfide della Chiesa, appunto, in quest'anno importante che è l'anno del Giubileo. Il direttore dell'Istituto Demopolis, Pietro Vento, è con noi, ci ha raggiunto telefonicamente, quindi anche con lui, insomma, commenteremo, e con lei ovviamente, Monsignor Baturi, commenteremo, insomma, questi dati che mi sembrano poi nel complesso molto interessanti e danno una prospettiva diversa anche per il prossimo futuro. Allora saluto intanto il direttore dell'Istituto Demopolis, Pietro Vento. Ciao Pietro. Intanto buonasera Luca, buonasera ai telespettatori di Telecolor e Antenna Sicilia. Allora, lo sentiamo un po' piano, adesso lo risistemiamo, io non so se il vescovo lo sente, però insomma adesso... Sì. Eccolo qua, perfetto. Allora, Pietro, partiamo con la prima domanda che avete fatto ai vostri intervistati. Sono, diciamo, nel complesso un numero importante, quindi il dato del sondaggio è un dato, diciamo, che testa un dato veritiero, ecco, in questo caso, molto aderente alla realtà. Quindi Pietro, prego. Io partirei, diciamo, chiedendo un supporto alla regia con la grafica numero 1. Questo è un dato nazionale, uno di quei dati, ecco, che sono stati ovviamente presentati a Sua Santità nell'incontro nella biblioteca privata in Vaticano. Riguarda la fiducia degli italiani in Papa Francesco. Un dato molto interessante, perché ci accorgiamo che fin dal primo anno di pontificato Papa Francesco è la figura pubblica della quale in assoluto gli italiani si fidano di più, ben oltre, come vedremo, la fede e anche la pratica religiosa. In questo dato nazionale un altro elemento che emerge è che nel contempo, anche se in ripresa, si ferma però sotto il 50% la fiducia espressa oggi nella Chiesa, ed è un dato che si spiega anche con la progressiva riduzione della pratica religiosa. Questo vale in termini generali, vale in Italia, vale un po' di meno al sud. Si dichiara cattolico il 75% degli italiani, ma di fatto meno di un italiano su 5 è di fatto praticante, va a messa regolarmente, e questo è un punto sul quale così è ovviamente importante anche ragionare e confrontarsi. Un altro riferimento importante su questo, ecco, Luca, fermami tu, ecco, se preferite già commentare i primi dati, ma un elemento che vorrei aggiungere è quello della seconda grafica, quella che riguarda i siciliani. Rispetto alla ricerca nazionale, parliamo di quasi 4.000 intervistati a livello nazionale, Demopolis ha creato un estratto di ricerca sui siciliani, Papa Francesco e la Chiesa
nell'anno del Giubileo, e adesso vedremo insieme alcuni dati che sono emersi. Prego Pietro, intanto mi sembra veramente interessante questa fiducia, un numero importante, su Papa Francesco. Devo dire che è un Papa insomma, che in qualche modo attira le simpatie non solo dei cattolici, insomma, ma anche di chi non è, come dire, i laici, non praticanti, insomma, non solo dei ferventi cattolici. Prego Pietro. Si è ritornati, va detto storicamente, a dei dati di fiducia analoghi a quella che erano i primi anni del pontificato di Giovanni Paolo II. Altro elemento è quello siciliano. Il grafico successivo in cui noi vediamo la fiducia dei siciliani nel Papa. In questo caso, nella seconda grafica, ci accorgiamo che la fiducia dei siciliani nel Papa è dell'80%, ed è un dato che supera di 4 punti la media nazionale del 76%. Segnalo che la grafica successiva, credo numerata come numero 4. Perfetto. Questo appunto, non so se con il segretario della CEI diciamo, c'è un elemento di commento su questo rapporto degli italiani con il Papa, con la Chiesa, e poi ci spostiamo così insieme su alcuni dati che riguardano i siciliani e il Giubileo. Quindi allora diamo delle indicazioni alla regia, quindi il cartello numero 4 che insomma la domanda è nei suoi auspici su quali temi dovrebbe creare attenzione anche mediatica l'anno del Giubileo, giusto Pietro? Siamo su questo cartello. Io non sento più Pietro Vento. Sì, ci sono. Eccoci qua. Allora, facciamo vedere il cartello numero 4, lo dico alla regia. Nei suoi auspici, questa è la domanda, nei suoi auspici su quali temi dovrebbe creare attenzione anche mediatica l'anno del Giubileo? È il cartello, questo è ancora il cartello numero 2, quello che vediamo in diretta, dovremmo prendere il cartello numero 4, così insomma velocizziamo. Partiamo dal 4, quel 4 abbiamo visto la fiducia dei siciliani. Ci spostiamo poi sul cartello 5 per entrare sui temi del Giubileo nell'indagine Demopolis. Il cartello 5, ecco, vediamo che quelle che sono negli auspici dei siciliani i temi su quali dovrebbe creare attenzione l'anno del Giubileo. Forte è l'auspicio, lo vedete in testa al 72%, che nel corso del 2025 possa crescere. Perché stiamo andando un attimo buono, il bello della diretta, quindi cerchiamo di ricostruire. Il cartello, lo dico alla regia, è quello precedente. Il titolo è nei suoi auspici su quali temi dovrebbe creare attenzione anche mediatica l'anno del Giubileo. Eccolo qua. Impegno per la pace in tutte le aree di guerra al 72%, combattere le cause strutturali della povertà e della fame al 60%, l'impegno contro le disuguaglianze al 58%, attenzione e dignità di ogni persona, qui scendiamo sotto il 50%, siamo al 45%, tutela dell'ambiente e impegno per la fratellanza universale, diciamo è il tema che tra quelli proposti interessa meno solo al 30% degli intervistati. Monsignor Baturi, commentiamo questi dati. L'impegno per la pace è un impegno di Papa Francesco, si è sempre battuto sulle colonne di Avvenire, c'è sempre un titolo che se non è il titolo principale, il secondo titolo più importante, la pace in Ucraina, la pace in Medio Oriente, la pace nei conflitti. Ma è un impegno costante sempre della Chiesa, in particolare di Papa Francesco, che non ha esitato anche a nominare propri delegati. Cardinal Zuppi, che sarà proprio il 5 a Catania, è per esempio delegato per delle operazioni di mediazione di umanità, di interventi umanitari per il conflitto in Ucraina. La Chiesa è presente in tutti gli scenari, lo è in quanto popolo di Dio, in quanto popolo di battezzati, ma lo è anche con le proprie strutture, con le proprie parrocchie, la propria diplomazia. E anche in queste ore, devo dire, è terribile quello che stiamo assistendo in Congo, che purtroppo non riceve l'attenzione dovuta. Proprio stamattina ho avuto delle fotografie terribili di scontri, di bambini uccisi. Ecco, lì c'è la Chiesa, anche la Chiesa italiana negli ultimi anni ha dato più di 130 milioni di euro in interventi a favore di quella popolazione, dall'8 per 1000. Quindi l'intervento a favore della Chiesa è un intervento prioritario, a favore della pace, un intervento prioritario da parte della Chiesa. Per questo noi preghiamo
Per questo stiamo dalla parte delle vittime anche con interventi umanitari. Per questo la Chiesa non esita a proporsi come luogo di mediazione e di dialogo, così come nel Medio Oriente, in Ucraina, in Congo, dappertutto, come in Libano, la Chiesa non esita a proporsi come un terreno di comparazione, di dialogo e di compensazione. Ecco, l'impegno per la pace significa un impegno per la dignità dell'uomo dappertutto. Devo dire che la popolazione italiana mostra tanta generosità, perché non è possibile un impegno per la pace che non sia anche solidarietà. Pensiamo ai bambini ucraini accolti la scorsa estate, ci prepariamo ad accoglierne ancora, al flusso di aiuto verso la Terra Santa e verso i terreni di guerra del Medio Oriente e dell'Ucraina. Quindi la Chiesa è presente ed è bello che il popolo italiano percepisca questo come un impegno prioritario da parte nostra, a cui vogliamo essere fedeli e a cui non vogliamo lei venire dice, meno. Monsignor Baturi, noi siamo comunque un popolo che anche, diciamo, nelle difficoltà, anche nella sofferenza non ci sottraiamo, non ci giriamo in generale dall'altro lato, cioè non prestiamo il fianco all'indifferenza. Lo possiamo dimostrare con i numeri, le raccolte che arrivano, gli aiuti nelle Caritas. Tante persone si propongono, pensiamo all'accoglienza dei sfollati ucraini, oppure all'accoglienza o alle raccolte di denaro a favore del dramma, per sovvenire al dramma di Gaza o del Medio Oriente o della Libia. Io sono stato l'anno scorso in Siria, ebbene solo la Chiesa italiana lì ha donato più di 9 milioni per permettere a una popolazione stremata dalla guerra e dalla povertà di sostenersi, e questo lo possiamo fare grazie all'8 per 1000, ma grazie alla generosità di tantissimi uomini, donne e comunità. No, io direi anzi che il nostro popolo è sensibilissimo a tutte queste esigenze, le sente come proprie e pensa di dover fare qualcosa. Allora Pietro, andiamo, diciamo, sulle altre grafiche che riguardano altre domande. Qual è oggi la principale difficoltà della Chiesa? Qui insomma entriamo sui temi concreti. Prego Pietro. Sì, per la regia credo che sia la grafica numero 5. No, il grafico numero 5, li abbiamo rinominati così, il grafico numero 5, se no allora andiamo poi, ecco qua, perfetto. Il grafico numero 5. La principale difficoltà della Chiesa nella percezione dei siciliani, nella percezione dell'opinione pubblica siciliana. In questo caso ovviamente il Giubileo è anche un'occasione di bilancio nel cammino di rinnovamento della Chiesa, avviato anche da Papa Francesco. Secondo i intervistatori, la principale difficoltà della Chiesa Cattolica oggi sta nel conciliare la fede e la storia con le sfide della contemporaneità. È un dato interessante indicato da quasi uno su 4 che scavalca un altro elemento, diciamo, che ha creato difficoltà nel dibattito negli ultimi anni, che è quello dello scandalo degli abusi sessuali. Su questo viene però riconosciuto all'opinione pubblica un impegno fortissimo della Chiesa a interrompere in modo netto questa problematica che ha inciso ovviamente su alcuni tratti della fiducia. Poi riuscire a farsi ascoltare sui temi della pace, ma anche, altro tema interessante, la crisi della vocazione lo indica il 13%, ma poi c'è un altro numero che è quello del coinvolgere le nuove generazioni, lo dice il 15% dei siciliani, però questo è un dato che io voglio ricollegare anche a quel rapporto, diciamo, tra i siciliani, tra gli italiani anche in generale e la Chiesa Cattolica. Troviamo questa fiducia nel Papa che nel sud, in Sicilia, sta all'80%, è altissima, cioè non c'è figura in Italia, anche di tipo istituzionale, che si avvicini al Papa, qualche punto più sotto il Presidente Mattarella, però poi quando si parla del rapporto quotidiano c'è un problema, diciamo, di prospettiva che sta emergendo, quello che riguarda soprattutto gli adolescenti. Se facciamo un'analisi storica, questo è anche interessante per la CEI, un'analisi storica con i decenni precedenti, c'è un punto: spesso i ragazzi, le ragazze
dopo la cresima, dopo i 12-13 anni, si allontanano dalla Chiesa, e questo è un elemento che sta accadendo e che è molto problematico in prospettiva, Chiarissimo, anche se chiarissimo, poi Pietro, il chiarissimo. rapporto tra i giovani e il Papa è di grandissima fiducia. Cioè fanno quello, insomma, no, Pietro, scusami se ti interrompo, adesso facciamo parlare Monsignor Baturi. Monsignor Baturi, fanno la comunione, la cresima, poi escono, no? È quello, il catechismo, la comunione e la cresima, e poi ovviamente, diciamo, almeno questo è il dato che ha rilevato Pietro Vento, si allontanano. Quindi queste le nuove generazioni che vengono poco coinvolte, ma la crisi delle vocazioni, ovviamente ci sono sempre meno preti, sempre meno quelli, diciamo, che poi sono costretti anche a stare in periferia, dove ci sono ovviamente i problemi più grandi delle città. E poi il caso dello scandalo degli abusi sessuali. Lei è stato uno dei pochi uomini di Chiesa, come dire, a affrontare anche di petto questo problema nei giorni scorsi, proprio nel caso che diciamo, ha riguardato la diocesi di Piazza Armerina. Lei ha espresso vicinanza alle famiglie dei ragazzi che hanno denunciato questi abusi. C'è diciamo, un caso anche giudiziario aperto su queste questioni di Piazza Armerina, quindi questo è un tema, ma non è un tema siciliano, è un tema globale, mondiale, no? Monsignor Baturi. Sì, è un tema importante, decisivo, che lede la fiducia nei confronti di questi uomini di Chiesa e quindi compromette la loro credibilità. Naturalmente noi stiamo affrontando il tema, pensi che nei 2 anni di Covid abbiamo coperto tutto il territorio nazionale con i centri di ascolto e i servizi per la formazione degli operatori per la tutela dei minori. Solo in quegli anni del Covid 2000 e 2022 abbiamo formato più di 20.000 persone in tutta Italia. Naturalmente poi lo sforzo ha continuato e continua ancora, lo faremo anche con degli studi, con la formazione. Partecipiamo a un tavolo governativo sul tema, in modo che il nostro sforzo si sappia connettere con lo sforzo delle altre componenti della società, perché non è un problema solo per la Chiesa, è un problema della società, anzi statisticamente bisogna riportare le cose nella loro giusta dimensione, ma noi un solo caso è di troppo, e quindi faremo ogni sforzo, ma lo vogliamo fare insieme a tutta la società. Poi abbiamo collaborato anche con la Pontificia Commissione per la tutela dei minori per la creazione di centri in Africa, dove la cultura forse dei diritti del minore non è sempre acuta come da noi. I temi evidenziati sono sempre importanti. Mi ha colpito la prima parte, cioè la conciliazione con la modernità, perché la modernità viene vissuta da tanti giovani come un'esigenza di libertà e di felicità. Noi dobbiamo saper presentare l'abbraccio della Chiesa, la compagnia della Chiesa, come non concorrente rispetto a questo desiderio di libertà e di felicità, ma amica, tifosa, complice, perché il messaggio che abbiamo da proporre e la compagnia nella comunità cristiana che abbiamo da offrire non è contro la felicità e non è contro la libertà. L'altro elemento che si evidenzia è il tema della percezione della Chiesa nella sua capacità di incidere sulle condizioni storiche del vivere, il tema della carità, della solidarietà e il tema della pace. Significa che ci si attende dalla Chiesa una concretezza di azione, la possibilità cioè che una liberazione rivolta allo spirito sia anche liberazione nelle condizioni di vita. Il tema poi delle vocazioni certamente è molto grave. Negli ultimi anni si è dimezzato in tutta Italia il numero delle ordinazioni e quindi, se la media di sacerdoti per 100.000 abitanti in Italia è 43, vi sono delle zone in cui, come in Sardegna, è 49, altre zone in cui è 30, in cui si fa più fatica. Questo però costringerà le comunità cristiane a ripensarsi, a pensare al ruolo del prete, ma anche
verso una maggiore corresponsabilità di laici e di religiosi, cioè la carenza di vocazioni sacerdotali non è un motivo per il venir meno dell'azione della Chiesa, ma è il motivo per una maggiore corresponsabilità da parte dei battezzati. Certo, se non ci sono i preti, cerchiamo di supplire con i laici che magari possono fare i diaconi, questo è un po' il tema. No? Allora, Monsignor Baturi, intanto grazie per essere stato con noi. Avevamo un'ultima grafica che facciamo vedere così velocemente di Demopolis, nel frattempo saluto anche Pietro Vento, l'ultima grafica è le caratteristiche distintive, cioè per che cosa si riconosce Papa Francesco, certamente l'abbiamo detto, il richiamo costante alla pace, contro le guerre, il ritorno al Vangelo, la Chiesa in cammino, come ama dire Papa Francesco, ma poi quello che è veramente un suo tratto distintivo è la spontaneità nel linguaggio e il suo modo di comunicare. Certamente, Monsignor Baturi, lei è dimostrazione, ci vuole anche questo per stare tra la gente, se no si viene percepiti come distanti e lì allora hai voglia, puoi avere il miglior messaggio del mondo, però se la gente non lo percepisce lo abbandona subito. Quando torna a Catania, Monsignor Baturi? Presto. Questa festa se la salta, ci sta dicendo. Questa sì, ma verrò presto. Va bene, allora grazie per essere stato con noi, Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Baturi, segretario della CEI, Vescovo di Cagliari, grazie anche al direttore dell'Istituto Demopolis, Pietro Vento. Io vedo già collegati gli altri ospiti, tra un po' apriremo la pagina sicurezza, immigrazione, insomma tutto quello che è il dibattito sull'attualità politica. Vedo collegato Antonio Rapisarda, direttore del Secolo d'Italia, vedo collegato il collega Giuseppe Pipitone del fattoquotidiano.it, tra un po' al tavolo siederemo gli altri ospiti. Allora piccolissima pausa pubblicitaria e poi di nuovo in diretta. Rientriamo in diretta, il punto di oggi, 1° febbraio 2025, abbiamo salutato Monsignor Baturi, segretario della CEI, abbiamo parlato dei temi, insomma abbiamo introdotto un po' quelli che saranno i temi di Sant'Agata. Vi ricordo che noi qui su Telecolor ma anche su Antena Sicilia trasmetteremo tutta la festa in diretta, un sacco di ore, un sacco di giorni, fino a giovedì, insomma staremo in diretta a partire da lunedì, quindi insomma questo è il racconto che faremo della festa, ma adesso entriamo nell'attualità. Saluto in collegamento il direttore del Secolo d'Italia, Antonio Rapisarda, che è un amico, un eccellente giornalista. Ciao direttore. Buon pomeriggio. Ciao Antonio, che tra l'altro sottolineo, in questo momento c'è la direzione di Fratelli d'Italia, il Secolo d'Italia dovrebbe seguire, il suo direttore è qui con noi e noi ce ne pregiamo in qualche modo. Saluto l'amico e collega del Fatto Quotidiano Giuseppe Pipitone. Ciao Giuseppe, fattoquotidiano.it. Buongiorno a tutti. Ciao Giuseppe. Saluto Antonio Condorelli che con noi ci ha raggiunto in studio. Ciao Antonio. Eccomi. È sempre con noi, è ritornato ovviamente dopo la sua piccola trasferta. E saluto gli ospiti, l'avvocato Pierpaolo Montalto, segretario regionale di Sinistra Italiana, Tommaso Vendemmia, segretario del SIAP di Catania, l'onorevole Luciano Cantone, parlamentare nazionale del Movimento 5 Stelle. Prima di cominciare abbiamo preparato una copertina perché c'è una ricorrenza importante che è stata festeggiata ieri, noi la festeggiamo oggi. Ecco la copertina. Sergio Mattarella. Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione. Onori ai caduti! Non vado al barbiere neanche io, quindi...
ragazzini che salutano e guardano con ammirazione il Presidente Mattarella, 10 anni di Presidenza della Repubblica. Giuseppe Pipitone, questo Presidente però lo ha eletto di fatto un vostro amico del Fatto Quotidiano in edicola, del Fatto Quotidiano.it, che è Matteo Renzi, e lui è stato, no, ha avuto l'intuizione. Luca, come sai, i giornalisti hanno amici, i giornali mai, diciamo. Quindi, certo, assolutamente. Lo ha eletto Matteo Renzi e possiamo dire che negli ultimi 10 anni di presidenza, sottolineo che è il record repubblicano, non avremmo mai immaginato la parabola che poi ha fatto Mattarella. Ricorderete tutti che nel 15 i giornali retroscena dicevano vabbè, un vecchio DC, un taglianastri, Renzi ha messo un presidente che non gli fa ombra. Quindi solo per questo, poi in realtà sappiamo com'è andata. Mattarella, intanto dopo poco tempo Renzi ha mollato Palazzo Chigi, ricorderete, dopo il referendum costituzionale, ma poi soprattutto Mattarella è stato, diciamo, architrave in certi momenti delicati, ricorderete il governo giallo-verde, ma anche quel vuoto che si è aperto dopo le elezioni del 2018 e anche ora, in questo momento col governo di centrodestra o di destra-centro come lo chiamano, in maniera anche silenziosa tiene un po' le redini di alcuni passaggi cruciali. Noi abbiamo scritto, ci siamo occupati recentemente, diciamo, della questione che ha a che fare con i satelliti di Musk e del possibile affare, perché oggettivamente a livello economico e tecnico è un affare che potrebbe siglare il nostro paese e che però vorrebbe dire, diciamo, mettersi in mano a un privato imprenditore, e sappiamo che il Quirinale non vede con favore, non tanto perché si tratta di Musk. Ricorderete che poco tempo fa Mattarella ha replicato direttamente a Musk sulla questione dei giudici italiani e dell'immigrazione, ma più che altro perché si tratta appunto di un grosso imprenditore straniero, di uno Stato straniero. Questo Stato che però parla solo con Giorgia Meloni, diciamo, nell'Unione Europea, no? È un segno distintivo o no, Antonio Rapisarda? Ma no, non parlerà e non parla solo con Giorgia Meloni, ma è chiaro che Giorgia Meloni con Donald Trump avrà un rapporto privilegiato, lo hanno detto, lo ha ripetuto la Premier, lo ha fatto capire anche il Presidente degli Stati Uniti. Questo è, diciamo, un cambio di paradigma, se vogliamo, anche delle gerarchie tra l'Unione Europea e l'altra parte dell'Atlantico. È un'occasione importante per l'Italia, è un'occasione importante per gli Stati Uniti per ricalibrare i rapporti, e ci fa capire come sia cambiata, se vogliamo, l'architettura delle interlocuzioni politiche fra Europa e Stati Uniti. L'Italia, da che era una nazione periferica nei grandi colloqui, no? Prima c'era l'Inghilterra finché stava nell'Unione Europea, poi c'era la Germania e la Francia, adesso invece l'Italia ha un ruolo centrale. È una partita da giocare, si parla di questo ponte fra America e Europa che sarà Giorgia Meloni, ha una carta importante, vedremo come la giocherà. Diciamo che le prime fiche sono state giocate bene, vedremo il prosieguo. Senti Antonio e Giuseppe, Antonio Rapisarda e Giuseppe Pipitone, il racconto giornalistico oggi è importante, più del racconto che fanno i parlamentari, ve lo dico chiaramente, perché in queste vicende che si stanno succedendo una dopo l'altra, che riguardano la politica, la magistratura, l'immigrazione, la questione Albania proprio di queste ore, la questione del rimpatrio dei migranti per la terza volta spediti in Albania, certamente diciamo, diventa come dire, in qualche modo difficile da spiegare agli italiani. Ovviamente una parte politica la spiega in un modo, un'altra parte politica la spiega in un altro modo. Noi abbiamo preparato un piccolo servizio che è rimasto però giusto un passo indietro, perché la notizia del rimpatrio è proprio di queste ore, sulla questione Albania, per raccontarla ai nostri telespettatori. Poi vorrei che la commentaste voi però su questa questione. Aspettiamo il servizio, che è l'odissea ovviamente sul caso del governo in Albania. La terza puntata della missione Albania è iniziata martedì scorso. È mattina e nel porto di Shëngjin arriva il pattugliatore Cassiopea della Marina Militare, con a bordo i 49 migranti salvati in acque internazionali a sud di Lampedusa. Cittadini bengalesi per la maggior parte, e poi egiziani, aivoriani e gambiani. Una volta a terra, per tutti scattano le procedure previste per chi proviene da paesi sicuri e non ha consegnato documenti di identità. I migranti percorrono a piedi alcune decine di metri fino all'hotspot all'interno del porto.
5 di loro vengono trasferiti in Italia, a Brindisi 4 minorenni e un adulto definito vulnerabile. Gli altri restano in attesa. 2 giorni dopo però vengono respinte, ad eccezione di una, le richieste di asilo dei 43 migranti. Da quel momento hanno 7 giorni di tempo per fare ricorso contro il rigetto della domanda. I giudici italiani hanno già ordinato il rientro dei migranti trasferiti in Albania per 2 volte. Il viaggio della nave Cassiopea con a bordo 49 migranti è il terzo tentativo di Roma di sbrigare procedure accelerate di frontiera in un altro paese. Infatti già nei precedenti trasferimenti, a ottobre e novembre, alcuni migranti erano stati riportati indietro per ragioni di vulnerabilità e sottoposti alle procedure ordinarie. Si tratta così del terzo tentativo del governo di applicare l'accordo siglato lo scorso anno tra la presidente Meloni e il premier albanese Rama. E questo è il racconto, cioè il terzo tentativo. Cioè, l'idea era quella di far passare i migranti che arrivano soprattutto dal corridoio del Nord Africa verso l'Albania. Non c'è stato fino adesso, come dire, risultato positivo. Eppure Antonio Rapisarda questa cosa non danneggia per nessun motivo il governo e Giorgia Meloni, che rimane comunque sempre nelle preferenze degli italiani il premier più gradito, le politiche più gradite, nonostante le critiche anche su questa questione. Rapisarda. Non mi stupisce, perché inquadriamo la vicenda dal punto di vista macropolitico. Tutto il mondo occidentale, soprattutto tutto il mondo sta cercando protezione. La vittoria di Donald Trump è stata praticamente per buona metà determinata dal tema immigrazione. L'ultima fase del governo Biden cercava di porre rimedio a questo con le misure analoghe a quelle che poi Trump in maniera più plateale, più iconografica ha fatto. Il premier inglese Starmer di fatto vuole modulare la politica italiana sull'immigrazione e quindi si chiude. Il cancelliere che cercherà la sua riconferma il 26 febbraio, Scholz, sta anch'esso mutuando le politiche migratorie del governo italiano, e il governo italiano, che da questo punto di vista è capofila, sta cercando di portare avanti sia dal punto di vista della sicurezza ma anche dal punto di vista di un cambiamento di approccio con i paesi delle coste africane, del Medio Oriente e dell'Africa nera, il suo approccio all'immigrazione. Quindi non ci stupisce che da una parte c'è la volontà politica, no? C'è stata una elezione che ha determinato poi, se vogliamo, la creazione di un programma e quindi lo svolgimento di alcuni decreti, di alcune misure tra virgolette innovative e considerate così anche da Ursula von der Leyen, e dall'altra parte c'è una reazione che, se dal punto di vista politico è totalmente deficitaria, perché le opposizioni non riescono a essere performanti, a incidere, infatti decrescono in tutti i sondaggi. Cosa sta avvenendo? C'è un'altra parte dell'opposizione, un'opposizione nascosta, celata dietro alcuni settori marginali ma determinanti della magistratura, che stanno cercando di fare chiaramente opposizione alle misure del governo sull'immigrazione e non solo. E quindi ci troviamo davanti, Luca, uno scontro istituzionale, uno scontro fra poteri dello Stato, con la Cassazione, ricordiamo, che ha ricordato poche settimane fa che cosa? Che il governo ha tutta l'autorità e la legittimità di indicare quali sono i paesi sicuri. Ora, la Corte d'Appello, spieghiamola a chi ci ascolta, ha determinato che cosa? Non lo stop ai trasferimenti in Albania, ma la sospensione dei trasferimenti, perché si aspetta questa decisione della Corte di Giustizia Europea. Corte di Giustizia Europea che ha già detto come i governi hanno tutta la legittimità di indicare quali siano i paesi sicuri, e ulteriore passaggio e mi taccio sia il prossimo Consiglio europeo che il prossimo patto migrazione e asilo, che cosa conformerà, udite udite, i trasferimenti, i centri di trasferimento accelerati come quello italiano, come quelli italiani in patria o quelli italiani in Albania. E quindi si parla di tutta una grossa buttata, una sorta di rallentamento alle politiche di governo per opporsi al governo. Vedremo come andrà a finire. Ma come vediamo, se colleghiamo i punti, vediamo come il governo, a mio avviso, non uscirà totalmente vincitore. Allora, qui stanno friggendo ovviamente il segretario regionale di Sinistra Italiano. Ho visto Giuseppe Pipitone che quando si accarezza vuole dire qualcosa. Oggi, per dire, il Fatto Quotidiano ha titolato "Complotto mondiale dei giudici anti-Meloni". Cioè, non le ha mandate a dire il giornale, il quotidiano cartaceo.
mania di persecuzione, insomma questo è il racconto che fanno. Altri giornali hanno titolato stamattina schiaffo alla Meloni, colpo alla Meloni, insomma lo hanno inquadrato proprio diciamo come uno stop al governo e alle politiche del governo. Giuseppe Pipitone. Ma guarda, è tutto molto semplice. Si continua a parlare di modello Albania, modello Meloni, copiato da tutti, dalla Germania, dall'Inghilterra e da chiunque. Vorrei sapere quanti sono i migranti in questo momento ospiti dei centri in Albania. E nel frattempo anche capire quanto costano i centri in Albania. Qui la questione è semplice, non è un'accusa che noi lanciamo al governo che parla di complotto, parla di complotto perché avete anche sentito il collega Rapisarda che insomma, ci racconta diciamo, un mondo in cui c'è un'opposizione giudiziaria, un'opposizione istituzionale che a priori prende le decisioni contro il governo. Ora, la questione non è tanto questa, ora poi se volete parliamo anche di questo, parliamo anche del fatto, il nostro titolo di oggi si riferiva a caso Elmastri, ma magari ci arriveremo dopo. Il problema è uno, i giudici, anche la Cassazione citata poco fa dal direttore del Secolo, no? La Cassazione che cosa dice essenzialmente? Che i paesi sicuri è giusto che vengano decisi dal governo, perfetto, ma i giudici devono valutare caso per caso. Infatti i nostri giudici non hanno disapplicato tutti i decreti, hanno valutato caso per caso. C'è, giustamente, siamo in attesa di una decisione a livello europeo, era evidente che ieri, anche la decisione di ieri, non poteva andare in senso contrario rispetto alle altre due decisioni, cioè che annullavano i trasferimenti dei migranti in Albania, era chiaro, quindi poi che cos'è? Rimane soltanto... Sembra quasi che vogliano fare diciamo, propaganda e spot elettorali su questa questione. Anche oggi vedo il Viminale che attacca le corti d'appello e come sempre si è creato diciamo, questo scontro pubblico con la magistratura. Però siamo sempre lì. Ci vogliono copiare il modello Albania, il modello di gestione dei migranti della Meloni? Perfetto. Perché in Albania non riusciamo a portare migranti senza che i giudici applicando la legge ce li rispediscono in Italia? Quindi semplicemente diciamo, il ragionamento nostro è questo. Poi se vuoi andiamo a parlare del fatto che qualsiasi cosa questo governo non riesca a fare o riesca a fare diciamo, male, poi la colpa è di qualcun altro, spesso dei giudici. Ora l'ultima è che diciamo, c'è un complotto della Corte Penale Internazionale contro il nostro paese perché appunto il nostro paese viene visto come quello che è più vicino agli Stati Uniti e che aveva criticato il mandato d'arresto di Netanyahu. Possiamo poi parlarne nel dettaglio, vedremo come in realtà. Allora, siete tutti aperti, parlamentari, la polizia, il nostro Antonio Condorelli, tutti aperti, quindi potete intervenire. C'era Cantone che voleva intervenire su... Io vorrei capire dove e quando si manifesta il successo di questo governo nella politica migratoria, visto che partendo dal blocco navale siamo arrivati a zero, per dare una risposta al giornalista, 0 migranti mandati in quel canile costruito in Albania al costo di 200 milioni di euro. E quando c'è un problema di politica migratoria, allora la colpa è della magistratura. E quando si ferma un treno, la colpa è di un chiodo. E quando le bollette sono alte e la gente non riesce a pagare, è colpa della finanza di Amsterdam. Ma una responsabilità, questo governo, che è il primo governo della storia, il primo che riceve in eredità 209 miliardi da spendere, quando se la prenderà mai? In Parlamento non c'è stata nessuna assunzione di responsabilità perché il Presidente, il Ministro Nordio e il Ministro Piantedosi non sono venuti in aula. Noi abbiamo chiesto per 2 giorni l'intervento della Premier Meloni, non c'è stato nessun intervento del governo in aula, quindi è solamente propaganda e scaricabarile. Io credo... Montalto, prego. Sì, io credo che noi stiamo pagando di fatto la propaganda di questo governo, in particolar modo di Fratelli d'Italia con la vicenda in Albania. Noi spendiamo milioni, sperperiamo milioni per trattare come in modo assolutamente disumano persone che vengono qua a chiedere un diritto. E lo facciamo in modo assolutamente antigiuridico perché la Cassazione dice una cosa importante, mi ha fatto piacere che l'ha ripreso il direttore del Fatto Quotidiano. La Cassazione dice che non si può generalizzare il concetto di paese sicuro. Il governo può dare tutte le indicazioni che vuole, poi ci sono dei casi concreti nei quali per questioni religiose, per questioni di scelte individuali, di assenza di diritti civili, quel paese per quell'individuo diventa insicuro. Quindi tu non puoi trattenere decine, centinaia di persone senza pre-verificare alcune condizioni e quindi arriva la bocciatura. Io credo che noi paghiamo propaganda perché, e chiudo sottolineando un aspetto, c'è stata una cosa molto particolare. Prima nel dicembre
del 2024 e poi nel gennaio del 2025 sono intervenuti i relatori speciali dell'ONU che hanno osservato particolarmente il provvedimento sicurezza di questo governo e che hanno dato un'opinione sulle politiche e sulla sicurezza di questo governo. E allora le prime 6 relazioni, osservazioni sono arrivate da 6 relatori che riguardano i diritti civili e politici. Le altre nel gennaio del 2025 arrivano dai relatori speciali sul diritto ad avere un alloggio adeguato e sulla estrema povertà. E valutano assolutamente fallimentari le politiche sulla sicurezza, in particolar modo il decreto sicurezza, perché non si fa altro che criminalizzare la povertà e il disagio e chi ha più bisogno di un sostegno sociale, ed è tipico, e questo lo dice l'ONU, di chi fallisce nelle politiche di concessione di diritti e che portano in realtà sicurezza sociale e quindi sicurezza per tutte e tutti. Il caso Albania ne è un esempio. Noi sperperiamo milioni e milioni di euro per violare i diritti umani, farci bocciare dagli organismi internazionali e farci bocciare anche dai giudici di questo paese. Un passaggio sui giudici. Avete parlato prima di Mattarella, io credo che oggi come oggi la sfida principale che avranno i difensori delle assetti costituzionali saranno quelli di intervenire per cercare di riequilibrare un rapporto che ormai è saltato. L'attacco costante alla magistratura che esercita i suoi doveri costituzionali è inaccettabile. Ricordo una cosa: qua non si riflette su un punto, l'indagine ai vertici del governo era un atto dovuto, ma un atto anche giustificato dal fatto che questo paese, per un'inerzia del ministro di Grazia e Giustizia di questo paese, viene liberato chi è accusato di avere ordinato ed eseguito omicidi, stupri, addirittura sul bambino è un torturatore. Là è tutto un altro caso, perché è vero che... perché no, poi, però Luca, parliamo di sicurezza e poi liberiamo chi incarna l'insicurezza a livello mondiale e che si è fatto autore di reati mostruosi. L'indagine è un atto dovuto che questo governo rispetti gli assetti costituzionali, non lo fa sull'autonomia differenziata, non lo fa sulla magistratura, non lo fa su tante cose purtroppo. È chiaro, allora, prima di dare la replica ad Antonio Rapisarda, in quel periodo sono aumentati gli sbarchi, questo è un segnale, diciamo, che... Ma perché noi per non concedere diritti siamo ricattati dai trafficanti di uomini organizzati proprio da Osama Al-Mastri, e sono loro che ci ricattano perché dicono questo è un accordo peraltro fallimentare fatto da un altro governo, purtroppo c'era un altro ministro e c'era purtroppo un altro assetto anche con coinvolgimento grave del centro-sinistra di Minniti, perché sono degli accordi criminali. Questi ci ricattano, paghiamo noi i loro lager dove la gente viene torturata. Però io ho fatto una premessa prima di cominciare questo dibattito, no? Cioè, il racconto in questo caso è importante, dipende però anche chi lo fa. C'è una verità giuridica, devono esercitare un'azione. Rapisarda voleva replicare su questi temi, immagino, no? Prego, direttore. No, tutto molto interessante, io rispondo a Giuseppe, al mio collega e a chi era in studio. Allora, poche settimane fa Olaf Scholz, un sincero socialista democratico, no? Ha preso 19 criminali di provenienza afghana in Germania che avevano violato le leggi in Germania, e senza passare da corti di giustizia, corti tedesche, li ha messi in un aereo e li ha riportati indovinate dove? In Afghanistan, dove sono esseri umani, non criminali però. Sono esseri umani, sono persone che hanno diritti, non criminali, quelli mandati in Albania, mi scusi. Montalto, lei è un avvocato, no, se non sbaglio, anche i criminali sono delle persone, anche i criminali hanno dei diritti, sì, no? Sì, ma là viene eseguita, è stato eseguito un provvedimento che riguarda comunque la commissione di alcuni reati. Qua noi stiamo parlando che preventivamente incarceriamo le persone che non hanno commesso nessun reato. Sono due cose diverse, mi scusi. Sono due cose diverse, e l'immigrazione clandestina non è un diritto, che io sappia non è un diritto. Salvarsi dalla fame e dalle guerre sì, però. Salvarsi dalla fame e dalle guerre sì, è un diritto. No, mi faccia finire. Vediamo il concetto, vediamo dove vuole arrivare. Torniamo al punto. Prego. Quindi Scholz prende 19 afghani e li riconsegna ai talebani, insomma li riconsegna di fatto alla pena di morte, ok? Perché immaginiamo che in Afghanistan verranno trattati con tutti i diritti. Poi per ciò che riguarda il sistema, rispondo al parlamentare dei 5 Stelle, io mi ricordo che loro parlavano di taxi del mare per ciò che riguarda i trafficanti di esseri umani, ma adesso hanno cambiato opinione per la 40ª volta, ma non ci stupisce questo. Io vorrei capire qual è il sistema di integrazione in Italia, quello per caso un modello
Somaoro, o il modello Buzzi, cioè si guadagna di più dall'immigrazione? Facciamolo finire però, Montalto, perché sennò non riesce poi a concludere. No, perché io vorrei capire una volta per tutte qual è il modello. Il modello dei 5 miliardi spesi per la non integrazione dei migranti in Italia. E allora qual è invece, a nostro avviso, insomma, da osservatori, ovviamente la politica, qual è l'obiettivo delle politiche migratorie del governo? La deterrenza. È chiaro che sono crollati gli sbarchi, anche grazie all'annuncio che possono esserci dei centri di trattenimento. Solo questo mese sono arrivate 3.000 persone, il 135% in più rispetto al gennaio dell'anno scorso, quindi non è crollato nulla. Come non è crollato? Sono i dati del Ministero. I dati del Ministero dicono che questo mese sono arrivati 3.000 immigrati, 3.000, 135% in più rispetto a gennaio 2024. Però ne arrivano 15.000 a gennaio prima. Fare i ragionamenti attuali, è chiaro. Quindi, no, per chiudere questo un po' era per rispondere alle sollecitazioni venute dallo studio. Allora, Antonio Condorelli, voleva intervenire e poi andiamo a pubblicità. Io non sottovaluterei questo momento Antonio. politico. Aspetta che non ti sento, non ti sentiamo in studio. Non sottovaluterei questo momento politico. Io non sottovaluterei questo momento politico perché il governo Meloni sta giocando questa partita su questi temi che sono temi fortemente divisivi, che però hanno un appeal. Non dimentichiamoci l'ascesa impressionante di Salvini di alcuni anni fa sull'onda dell'immigrazione e degli sbarchi, e non sottovalutiamo il caso Milano con gli stupri, le violenze e con la questione sicurezza, che torna a essere un elemento importante sul quale giocare la partita, non solo del presente ma soprattutto dei 2 anni a futuro, dei 2 anni a venire. Se ci aggiungiamo a questo tema anche la questione giudiziaria con la separazione delle carriere, vediamo che in questo momento il governo Meloni sta giocando una partita che ovviamente chi è schierato può dire che sia giusto o sbagliato, ma sta giocando una partita fortemente divisiva, puntando soprattutto al consenso oltre che ai suoi risultati. E sembra, però io vorrei, diciamo, perché poi parliamo con i numeri in mano, no? Rapisarda li pubblica questi numeri perché ovviamente ha anche interesse a farlo sapere più di altri. Questi numeri danno ragione al governo, cioè la Meloni è sempre il premier più amato, non c'è, cioè, dietro di lei c'è veramente molto differenza con gli altri e le politiche del governo vengono apprezzate. Questa è l'opinione degli italiani, non dei singoli che sono rappresentati anche in questa trasmissione. Ci fermiamo un attimo, pubblicità, poi torniamo. Rientriamo in diretta, stiamo parlando del tema delle politiche del governo, in questo caso su immigrazione e anche sicurezza. Su questa storia dell'Albania, del quale abbiamo discusso con il direttore del Secolo d'Italia, Antonio Rapisarda, che è con noi ancora collegato, con il collega Giuseppe Pipitone del FattoQuotidiano.it, con Pierpaolo Montalto di Sinistra Italiana, segretario regionale, Tommaso Vendemmia del SIA. Ora parliamo anche della polizia e delle forze dell'ordine che in questo paese in questo momento non vengono viste con il dovuto rispetto. È una domanda questa che faccio al sindacalista dei poliziotti Luciano Cantone del Movimento 5 Stelle e il collega Antonio Condorelli che resta con noi. In questo racconto dell'Albania, quindi abbiamo raccontato terzo stop per la deportation, come l'avrebbe chiamata Donald Trump, dei migranti verso l'Albania, c'è una questione che ha investito anche le forze dell'ordine. A fine anno, quando si è dovuto anche portare le forze dell'ordine per i controlli ai migranti in questo centro di accoglienza, in questo centro di rimpatri, sono stati spostati su richiesta volontaria, credo Vendemmia, diverse centinaia di unità appunto verso l'Albania. Allora si è titolato, eccole qua, la vacanza di lusso della polizia, il resort a 5 stelle dei poliziotti che vanno lì in vacanza, anche perché i migranti, come abbiamo visto, non ci sono mai arrivati là dentro, oppure sono rimasti veramente per pochissimo tempo. Questa cosa ha colpito, no, la polizia in qualche modo? Sì, specialmente noi come sindacato di polizia che tuteliamo il personale di polizia, nonché anche i cittadini stessi da eventuali costi esagerati del mantenimento della sicurezza o dei poliziotti stessi, un po' ci ha messo il malamaro in bocca, anche perché
Innanzitutto il Dipartimento ha iniziato con una richiesta volontaria di personale che potesse andare lì, perché si tratta di 30 giorni di aggregazione ed stare 30 giorni fuori di casa o lontano dalla famiglia ovviamente pesa. E soprattutto il fatto che arrivati lì noi sapevamo benissimo che ancora i centri devono avviarsi per tutta una serie di motivazioni che non sto qui a raccontare, però eravamo lì in presidio, infatti la forza è minima. Tra carabinieri, polizia, guardia di finanza, polizia penitenziaria, la forza diciamo che è minimale. Come si sta e come si ci va? Si prevede per diritto dello Stato che chi va in missione percepisca un'indennità. Chi è in missione nazionale percepisce un'indennità X, chi va in missione internazionale ha un altro tipo di trattamento. Questa missione ovviamente, per una questione di forse contabilità dello Stato, è stata anticipata a ogni avente diritto del 50% di quanto gli spetta. L'altro 50% ritarda ad arrivare per tutta una questione di problematiche contabili più che altro, ecco, chiamiamolo così. Quindi noi abbiamo attenzionato al Dipartimento di accelerare le procedure per poter quantomeno dare i compensi ai dipendenti che per 30 giorni, quindi un mese, considerato che i poliziotti vivono di accessorietà, cioè non di stipendio. Ma arrotondavano, diciamo, chi ha scelto di farlo no, è più che arrotondare. Se io manco 30 giorni dal territorio nazionale, manco di guadagnare quei 30 giorni di lavoro sul territorio nazionale. Se mi sposto in un altro territorio e non mi paghi, mi mancano 30 giorni pretestuosa, diciamo, questa polemica, secondo voi, no? Cosa? In qualche modo, queste accuse ai poliziotti andando a fare le vacanze. Sì, poi siamo arrivati là, Castro Inderite, subito. Io ho un documento di questa cosa qua. Guardate, abbiamo raccolto, guardate, lo dico anche ai colleghi, abbiamo raccolto un dialogo tra diciamo, un cambio della guardia, si dice per farvi capire, insomma, in maniera semplicistica, tra il contingente, diciamo, della polizia che arrivava in Albania e quelli che se ne andavano. Allora, ognuno, diciamo, chiedeva, diciamo, come si stesse. Sentite questo audio che ci è arrivato. Come si mangia all'albergo? Allora, apparentemente sembra c'è di tutto da mangiare, no? Però il problema, vedi che la pasta, adesso la pasta in bianco non c'era, adesso l'hanno messa perché dopo lamentele, perché tutte queste pastrocchi di paste con i pomodori. Paste comunque elaborate, fatte male. Evitate se potete. Lo consiglio proprio all'inizio, proprio quando andate proprio con le pinze, proprio i primi giorni, andate proprio con le pinze. Io sto pagando dall'anno scorso, cioè non è tutte quante, veramente 3-4 volte al giorno, che poi non è che ti senti male. E l'acqua del dispenser? Bevi l'acqua in bottiglia. Ti senti sempre gonfio. Sentivo tipo che prima i colleghi tipo, hanno avuto problemi di portare flebo, queste cose qua. Non è che le flebo non dipende dall'italiano. Ti devi comprare l'acqua in bottiglia, sì, perché là non c'è. Perché i colleghi facevano flebo? Non ho capito. Perché sono stati male, hanno avuto la gastroenterite. In Italia ti dicono prendi 2 compressi di quello non perde proprio tempo. Dici ok, ti fa ma lo sto, ma non puoi sapere nemmeno che c'hai, perché qua ti fa la fine. Questa roba del mangiare adesso nell'hotel dove siamo o anche fuori? No, fuori si mangia bene. È l'hotel proprio che la ristorazione è scarsa. La colazione la mattina ancora. Ma pranzo e cena negativo. Io se fossi te ti ripeto, stai attento, sta prendendo il terrore, 32 giorni davanti ti sta avendo. Poi dopo ti senti questo, si fa la colla gonfia qua allo stomaco, e comincia a sentire, ma che è? Inizia a andare in batti, viene un po' di nausea i primi giorni, poi la supera e ti senti sempre così, come l'unico momento in cui tu ti liberi un po' è quando non mangi. Questo per dire, ora è inutile che facciamo questo per dire che questi non si vanno a fare le vacanze, quindi quando si parla dei poliziotti. Siamo intervenuti, devo dire che il Dipartimento immediatamente ha ascoltato le nostre richieste, ci ha convocati in Albania, il vice direttore dei centri, e abbiamo trovato a fare delle proposte per poter migliorare questo tipo di approcci, visto e considerato che ci troviamo in territorio straniero.
È l'amministrazione si sta muovendo, mettendo un direttore del controllo dei servizi, insomma, qualcosa è successo, sta mettendo mano anche a tante altre cose. Ma sentite, la domanda è, diciamo, non è ora, le condizioni quelle gestite voi, dico, poco importa a noi, diciamo, questa era una testimonianza, però dico, vi siete sentiti in qualche modo, come dire, tirati dalla giacchetta, perché siamo sempre attaccati comunque da un'opinione pubblica che cerca di mettere... Che vi sentite in questo momento che c'è il governo di centrodestra? Le faccio una domanda ancora più diretta, no? Come i manganellatori, cioè la polizia vista come i manganellatori del caso. Allora, noi non ci sentiamo manganellatori, in quanto questo tipo di aggettivo è stato messo non da adesso, ma nelle tutte le ere in cui la polizia è stata sempre, a prescindere dal governo che c'è. Noi siamo la polizia di Stato, non la polizia del governo, quindi le cose sono differenti. Allora, Rapisarda, e poi devo salutare i colleghi di Rapisarda e Pipitone, parto da Pipitone, però simpatico questo almeno, diciamo, questo dialogo tra, diciamo, fa sorridere ovviamente, però certamente non è, diciamo, non dà la testimonianza dei resort al 5 Stelle, anche perché quell'hotel poi molti l'hanno visto, diciamo, non è che sia proprio davvero un resort a 5 Stelle. E allora, Pipitone, diciamo, c'è anche un tema, no, della percezione delle forze dell'ordine in questo momento in Italia. C'è assolutamente un tema della percezione delle forze dell'ordine, come c'è un tema della percezione della magistratura, e sono tutti temi che, come dicevi tu all'inizio, sono influenzati tantissimo dalla narrazione, che è una narrazione politica ma anche giornalistica. Purtroppo a volte, diciamo, le due narrazioni si mischiano e si sovrappongono, e quindi, diciamo, per tornare all'argomento di prima, non possiamo far finta che gli afghani espulsi dal governo tedesco e tornati in Afghanistan, dove poverini sicuramente li attende la pena di morte, siano la stessa cosa di un torturatore libico sul quale pende un mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale. Non è la stessa cosa, sono questioni molto diverse. Ovviamente narrarle come se fossero cose simili, spiegare agli italiani che noi abbiamo cacciato e espulso questo Al-Masri perché era pericoloso e quindi per garantire la sicurezza del popolo italiano lo abbiamo rispedito in Libia con un aereo di Stato, è una narrazione diciamo truccata, come dire, una narrazione truccata perché finta, perché falsa, perché il governo, diciamo, potrebbe farlo, potrebbe dirci, diciamo... Senti, ma lo vuoi, è un giudice, è una toga rossa, lo vuoi, è una toga rossa? Esatto, io mai avrei pensato, diciamo, nella mia vita di vedere un paese che va contro lo vuoi definendolo toga rossa e giudice antidestra, antipolitici. Tutto nella mia vita lo vuoi noto per essere un giudice moderato, appartenente a la corrente, diciamo, più a destra, più conservatrice della magistratura, che è magistratura indipendente, e invece questo governo nella sua narrazione ce lo fa sembrare una sorta di Che Guevara con la toga. Rapisarda, lo vuoi, è una toga rossa? Ma no, ma non è quello il punto. Io volevo rispondere a Giuseppe però, su una provocazione sulla Corte Penale Internazionale. Al di là che è una corte, diciamo, anche abbastanza squalificata, abbiamo pubblicato oggi anche le narrazioni sul suo presidente, i suoi rapporti. Uscite, e allora abbiate il coraggio di dire: l'Italia esce dalla Corte Penale Internazionale, esce dal Trattato di Roma che è stato firmato a Roma, però noi usciamo. Ditelo. Intanto ma non ha la destra, aspetta, ha chiesto l'arresto di Netanyahu, perché ha chiesto l'arresto di Netanyahu, che ha bruciato vite i civili di Israele, per questo è squalificata. Solo in Italia si può sentire una cosa simile. Antonio, prego. Giuseppe, io intanto mi rivolgo a te come collega e non come militante del Movimento 5 Stelle, quindi ti prego, diciamo... Non lo sono e non è un giornalista di partito. Io sono un giornalista come te, quindi ti prego di stare al perimetro della giusta precisazione, Pipitone, giusta precisazione. Quindi concludere allora il mio ragionamento. Al-Masri, e lo diciamo a chi ci ascolta a casa, è un soggetto che ha girato per 12 giorni indisturbato in Europa. Ora, noi siamo in un momento di capitalismo della sorveglianza. Chiunque di noi quando si muove di casa è intercettato e si sa esattamente dove siamo. Lo sapevano ovviamente pure le istituzioni tedesche, le istituzioni belghe, le istituzioni inglesi. Guarda caso, quando Al-Masri diventa arrestabile, questo criminale che era da 4 mesi indicato, io conosco il dottor Gamma che ha diretto le indagini. Chiedo scusa, 4 mesi indicato dalla Corte Penale Internazionale, quando diventa criminale
da arrestare 4 ore prima che questo dovesse entrare in Italia. Ora è chiaro che nessuno parla qua di complotto, ma ragioniamo tutti su una anomalia clamorosa su questa vicenda Al-Masri. Cosa ha fatto il governo italiano? Non ha fatto nulla, perché è stata la Corte d'Appello a decidere la scarcerazione di Al-Masri. Allora se noi ragioniamo di rispetto delle funzioni della magistratura, il governo, e qualcuno mi dimostra il contrario, ma insomma mi sembra che sia indimostrabile il contrario, ha rispettato una decisione autonoma della magistratura che ha scarcerato il soggetto, e il soggetto, in quanto ritenuto pericoloso, è stato riconsegnato in patria ai libici. Cioè, questo è quello che è avvenuto. Questo è quello che è avvenuto. Allora, ragazzi. Antonio, volevo chiudere un attimo questa discussione, perché sennò hai perfettamente ragione. Assolutamente è il governo che, se considera squalificata la Corte Penale Internazionale e considera sospetti i tempi, faccia un gesto reale. Però dobbiamo dire una cosa: la vicenda Al-Masri tu la reputi ortodossa? No, perché questo dall'inizio non reputo ortodosso che Scusate, no, ma perché stanno venendo dette cose gravi e anche poco corrette giuridicamente. Se cerchiamo di dire. Volevo dire una cosa, sicuramente, la vicenda Al-Masri non è il rituale dall'inizio alla fine, ma a cominciare dal fatto che aveva un visto di 10 anni per gli Stati Uniti, che credo non lo diano neanche a nessuno di noi qui per 10 anni, l'ESTA vale 2 per capirci. Però volevo dire una cosa: è vero che Al-Masri lo libera la Corte d'Appello, però lo libera la Corte d'Appello perché il ministro della Giustizia Nordio ha una richiesta dalla Corte Penale Internazionale e non fa niente. Bravissimo, bravissimo. Addirittura vale perché scritto in inglese non riuscivano a tradurre. C'è stato un problema di inerzia nella richiesta di applicazione da parte del Ministro di Grazia e Giustizia, e c'è stato quindi questa scacciazione è dovuta ad un'inerzia nella richiesta da parte del Ministro di Grazia e Giustizia. Fatto benissimo il direttore del Fatto Quotidiano a precisarlo. No, Montalto, non sono ancora direttore, diciamo. Scusi, è un auspicio. Ho sbagliato, mi scusi. Io sono d'accordo che il caso Al-Masri sia irrituale, strano, ambiguo da qualunque parte lo si guardi, e possiamo anche ragionare sul fatto che vorrei capire perché la Corte Penale Internazionale, dopo 15 giorni, 20 giorni a scarrozzare il giro per l'Europa, decida di arrestarlo in Italia. Però la dobbiamo raccontare tutta, perché sennò diventa la solita narrazione truccata, no? Rapidata. Sono d'accordo, vorrei capire perché il mandato di arresto arriva nel momento esatto in cui sta oltrepassando il confine. Tra l'altro, per andare a vedere la partita Juve-Milan, e c'è chi dice che questo sia un ulteriore elemento a caso dal Masri, ma lasciamo stare. Antonio. Continuo a ripetere il ragionamento. Allora, al netto del fatto che abbiamo dimostrato come sia tutto stato, entro i confini della separazione dei poteri e della normalità, ma io aggiungo un altro elemento: non avrei nessun motivo di sospettare che ci possa essere il segreto di Stato su questo, non avrei alcun problema a individuare nel governo la legittimità di considerare prioritario, per difendere gli interessi nazionali, la sicurezza nazionale e tutto ciò che concerne i trattati pregressi con la Libia, strutturati da governi progressisti, da premier di centrosinistra, da ministri ex comunisti che in termini di interesse nazionale hanno giudicato prioritario per gli interessi di tutti. Hanno fatto una vergogna. Stringere accordi con i regimi autocratici del Nord Africa. E ricordo a tutti che gli elementi di destabilizzazione, le cosiddette primavere arabe, che hanno rovinato, se vogliamo, quel fulcro di piccole democrazie imperfette, ma statualità erano lì in Nord Africa, era ai tempi la sinistra globale che esultava per le primavere arabe. Ecco, questo è il risultato: una zona totalmente io su questo sono d'accordo. Una zona completamente destabilizzata su cui un governo responsabile, qualunque governo responsabile, deve fare i conti. E ricordiamo a tutti che il governo di Tripoli è il governo legittimato dall'ONU. Quindi Al-Masri, che non ho nessun motivo di dubitare che sia un criminale, è legittimato dal governo libico a essere uno di quello. Mi scusi, però devo chiedere una cosa: ma mi scusi, quale tranello ci sarebbe stato per l'Italia ad eseguire l'arresto di uno che ha ordinato lo stupro di un bambino di 5 anni, che tortura la gente e che ha ridotto in schiavitù, per quello che dice, ecco, gli organismi sovranazionali,
che tortura la gente e che ha commesso crimini gravissimi con l'umanità. Quale sarebbe stato il tranello per l'Italia? Glielo dico io qual è. Il fatto che noi ci spaventiamo di più di donne e uomini che rischiano la vita sul Mediterraneo e ci vengono a chiedere accoglienza e solidarietà e che nell'Europa si perdono di un criminale, di un terrorista internazionale. Questa è la follia di questa scelta del governo. Questa è la follia. Respingiamo donne e bambini e invece liberiamo i terroristi. Questa è legittimo che lo faccia lei. Io devo andare in pubblicità, però credo che debba salutare Rapisarda che ci deve lasciare. Quindi un attimo preciso, riusciamo a essere telegrafico, vai. Voglio capire perché alle 4 di pomeriggio di martedì 21 gennaio il Ministero della Giustizia dice che sta valutando la richiesta della Corte Penale Internazionale di arrestare Osama al-Nasri, che nello stesso momento in cui il Ministro della Giustizia diceva questa cosa qui era a bordo di un Falcon dei nostri servizi segreti in volo verso la Libia, un Falcon organizzato ovviamente dal Ministero dell'Interno e dal sottosegretario, diciamo, con delega ai servizi. Quindi non so, non si parla il governo, Nordio non sa leggere l'inglese come sembra di capire. Risposta Rapisarda e poi andiamo in pubblicità. Devo scappare, ma la risposta l'ha data il ministro Piantedosi per esigenze di sicurezza nazionale. Quindi, la sicurezza nazionale non viene coinvolto Nordio, per la sicurezza nazionale a Nordio lo tengono distante dalla sicurezza nazionale perché non si sa mai cosa possa combinare. È chiaro che la lettura un pasticcio ingiustificabile. No, il pasticcio in realtà poi c'è la lettura che è di tutt'altra cosa, no? Cioè, hanno ordinato di liberarlo di tutt'altra natura, no? Io immagino che sia di tutt'altra, perché se no liberavano donne e uomini e reclusi per colpa anche di Minniti, non solo della Meloni. Ecco, questo insomma in estrema sintesi, Antonio, estrema sintesi l'ha fatta Montalto stesso, cioè gli accordi che aveva fatto il governo di centrosinistra non sono stati mai disattesi. Cioè, da una banda di terroristi, diciamolo e chiariamolo. Ma non è questo governo. No, tutti i governi italiani, per che cosa? Perché ci spaventano poche centinaia, possono essere migliaia per tutta l'Europa di donne e uomini che scappano dalla fame e dalla guerra. Però la mia domanda è: perché quando un governo si scaglia contro questi sistemi viene additato di essere un governo che non rispetta gli uomini, le missioni umanitarie? Dico, questo governo in qualche modo ci ha messo la faccia. La stessa cosa la vuole fare in Albania, con metodi meno cruenti di quello, meno cruenti di Osama al-Masri, che è un torturatore. Vuole fare la stessa cosa in Albania con i soldi che servirebbero agli italiani per aumentare gli stipendi e i salari, per diminuire delle tasse gravose, per avere i servizi e sanità pubblica più efficienti. Ecco, noi spendiamo i soldi per incarcerare e Osama al-Masri è il nostro modello, infatti. Non è vero che non lo fa scarcerare, però questi accordi, ripeto, li ha fatti il governo di centrosinistra, innanzitutto dentro il quale noi non c'eravamo. Mi ascolti un attimo. Una cosa è quel centro-sinistra, una cosa è il campo progressista che sarà con Alleanza Verdi Sinistra, che ha ben altro consenso e risultati di ora. E noi eravamo in piazza contro quegli accordi, li abbiamo denunciati, hanno fallito, ci hanno fatto condannare dal mondo e dall'Europa per violare i diritti umani perché li paghiamo adesso noi. È o non è quello che ho detto all'inizio? È una questione di narrazione. Non è narrazione, ma narrazione? Gli stupri e le torture in Libia sono stati oggetto di indagini internazionali. Ma sempre, con qualsiasi governo. Ma che cosa? Sì, perfetto, con una differenza, con una grande differenza, che questo governo, ma per carità, le politiche sull'immigrazione sono state pessime. Io ho considerato pessime anche a Turco Napolitano, si figuri. Allora andiamo in pubblicità. Allora no, fermi un attimo, prima della pubblicità devo salutare Antonio Rapisarda. Scusami Antonio, devo salutare Antonio Rapisarda che ci lascia. Non so se anche Giuseppe Pipitone resta con noi, dovrei salutare. Resti o no, Giuseppe? Resto, accendiamo, come diceva un noto presentatore. Allora ci fermiamo. Antonio, grazie per essere stato con noi, ovviamente ti aspettiamo anche alla prossima. Devo dire, lo avete attaccato come se fosse un tesserato politico del partito di governo, cioè fa il giornalista di un giornale certamente di destra, Il Secolo d'Italia, fa il direttore, però insomma lui fa la narrazione, fa il suo mestiere. Grazie Antonio per essere stato con noi. Ciao. Pubblicità e poi torniamo. Allora, abbiamo l'ultima parte della trasmissione che ovviamente stiamo dedicando ai temi della sicurezza, ovviamente al tema di grande attualità, questo dei trasferimenti ai migranti. Io ho
ancora Giuseppe Pipitone del fattoquotidiano.it, Antonio Condorelli è qui con noi, Pierpaolo Montalto è rimasto in studio, segretario di Sinistra Italiana, Tommaso Vendemmia, segretario del SIAP, sindacato della Polizia, e Luciano Cantone del Movimento 5 Stelle. Antonio, ritorniamo in Sicilia dopo aver viaggiato insomma, per il Nord Africa, l'Albania eccetera, ritorniamo in Sicilia perché il tema della sicurezza ovviamente è sempre come dire, intenso e sensibile. Prego. Il tema, c'è un tema che nessuno è mai riuscito a affrontare ed è quello logistico delle strutture nelle quali operano la polizia e le polizie giudiziarie e le forze dell'ordine. Vi faccio un esempio: solo a Catania ci sono circa una decina di strutture che costano 2.200.000 euro l'anno, tra le quali c'è anche un deposito che costa 700.000 euro l'anno. Ora voi dovete capire che nell'esecuzione delle procedure questi poliziotti viaggiano da una struttura all'altra ed è, considerando anche il traffico e i noti problemi che ci sono degli aspetti cruciali per l'efficacia della prevenzione. Queste sono battaglie per le quali anche Vendemmia si è impegnato enormemente. Ci sono delle incompiute nel settore strategico, soprattutto della polizia giudiziaria. Se questo sistema lo rapportiamo in tutte le città siciliane, noi vediamo che c'è un problema molto serio su come deve essere assicurata la sicurezza ai cittadini da parte delle forze dell'ordine, sia per una questione di numero di personale, sia per una questione logistica, e questo è un problema che non è mai stato affrontato. Sì, posso aggiungere che attualmente la situazione dell'immigrazione nel Mediterraneo viene affrontata solamente da un'isola, cioè l'isola di Lampedusa. Cioè non è un problema che affronta l'Italia, come si dice nelle cronache, ma solamente quel pezzo di terra dove noi abbiamo visto con i nostri occhi l'insicurezza, nel senso che quando questo centro arriva a 1.200-1.500 persone che vengono durante tutto il ciclo dell'H24 del giorno, diventa difficile assisterle, diventa difficile gestirle e diventa costoso per la prefettura di Agrigento e per lo Stato mantenere quel trasporto di soggetti che da quell'isola si devono spostare in tutte le varie centri di accoglienza dell'isola. Questa è una cosa che ci siamo sempre raccontati e quindi lo sappiamo. Addirittura c'è stato un periodo che era così tanto l'afflusso che molti di questi venivano immediatamente portati qui a Catania e venivano ospitati nell'ex mercato ortofrutticolo, dove avevamo tutta una serie di problematiche logistiche, come dice il buon Antonio Condorelli. Il costo di ogni poliziotto mediamente per mantenerlo a Lampedusa è di 120 euro al giorno. Il costo di un poliziotto per mantenerlo in Albania è di 80 euro. Quindi io non so se poi i costi sono maggiori o sono minori, però sappiamo che il CARA di albanese ha 800 posti. Ha un CPR, ha un modello di detenzione. Quindi innanzitutto io ho sentito parlare qua di deportazioni o altre cose del genere. Qui stiamo parlando di persone che vengono raccolte a mare dalla nostra Marina Militare e invece di essere portati... Scusi, io non la interrompo quando parlo, preferirei che lei non mi interrompesse. Ma dica però anche cose vere. Io dico cose vere. No, anche quando la Marina Militare... Abbiamo 3 minuti, accorciamo quando tutti la Marina Militare porta queste persone in questi centri, queste persone vengono auditi dai magistrati, vengono sentiti dai cooperanti, vengono accettate o non accettate le richieste d'asilo e vengono gestiti come vengono gestiti in qualsiasi altro centro. Se c'è da rimpatriarli in Italia per ulteriori situazioni o cure vengono fatti, se no vengono trasportati in attesa di essere rimpatriati. Quindi io non capisco, effettivamente io non entro nell'ambito politico, non mi interessa andarci, però io fino ad oggi non ho visto nessun governo precedente che abbia messo in pratica delle attività migratorie efficienti. Cioè noi per 10 anni abbiamo combattuto contro i mulini a vento perché ci siamo dovuti sobillare 10.000 persone al mese nell'isola di Lampedusa. Quindi il problema non è solamente italiano, l'abbiamo cercato di trasportarlo anche all'Europa. Vi ricordate bene che quando le navi venivano indicate i porti sicuri Genova o Marsiglia si è scatenato un putiferio europeo. Quindi
io dico, l'azione, io non entro nel merito se l'azione è giusta o è sbagliata del governo attuale. Allora, però in questo momento abbiamo un centro che doveva essere costruito in Sicilia, l'hanno costruito in Albania. Ho 2 minuti e c'ho perché ovviamente abbiamo raccontato all'inizio la questione della festa, eccetera. Noi siamo andati nella sala operativa della polizia proprio per vedere come si sta preparando, insomma, perché il tema era, ci siamo spostati ovviamente sull'Albania, sulla questione dei migranti, però il tema era anche la sicurezza dei centri storici, queste città molto insicure. Siamo tornati sull'argomento perché ne abbiamo parlato la settimana scorsa e devo dire il tema è un tema sensibile, sulla pelle dei cittadini, siccome noi siamo a Catania, qui tra un po' ci saranno milioni di persone che verranno proprio per fruire di un evento che è un evento religioso, ma è un evento anche di popolo, quindi vi facciamo vedere come la questura si sta preparando, la questura etnea si sta preparando sta mettendo a posto la macchina d'emergenza. Poi credo dobbiamo probabilmente chiudere la trasmissione. Allora, il servizio di Simona Mazzone e Angelo Pandolfo. Di Sant'Agata per la gestione dell'ordine pubblico, segreteria della questura che, come sapete, ovviamente coordina tutte le attività per ordinanza del questore che si svolgeranno ovviamente per Sant'Agata a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Quante telecamere ci sono dislocate in città? In città sono 250 le telecamere. Ovviamente con la chiusura della festa di Sant'Agata non si spengono le telecamere, sono sempre attive? No, le telecamere sono sempre attive. Queste telecamere, quindi le telecamere cosiddette fisse, quelle già installate, sono operative ovviamente tutto l'anno e vengono gestite, oltre che dalla sala operativa di ordine pubblico creata apposta per i giorni della festa di Sant'Agata, poi abbiamo l'altra nostra sala operativa che gestisce ovviamente l'ordinario. Durante l'anno, durante i vostri servizi quotidiani, quali sono i reati maggiori che vengono commessi qui in città? Ma in linea generale appunto i reati contro il patrimonio, furto, a volte anche purtroppo qualche rapina, ma in particolar modo storia. Allora, rientriamo, non abbiamo più tempo, mi dispiace, il dibattito lo dobbiamo chiudere qui. Allora, grazie a Giuseppe Pipitone del fattoquotidiano.it, siamo andati veramente oltre il nostro tempo. Grazie a voi. Il dibattito, la chiacchiera è bella. Allora, prima di salutare invece gli ospiti studio, saluto Totò Galì che non ha partecipato alla nostra anteprima. Ciao, ciao Totò. Eccomi. Alla fine. Dulcis. In fondo. Ecco, perfetto. Allora dai, una vignetta, due vignette così per salutarci. Due vignette, le prime due. Che cos'è questa? La separazione delle carriere. Sì, da un lato Presidente del Consiglio, dall'altro lato l'indagata. Ah, quanto sei cattivo. Bellissimo. Poi, prossima, dai, due vignette. Allora, questo è sul giorno della memoria. C'è stato il giorno della memoria, giusto? Memoria, no? 27. E quindi dice oggi è il giorno della memoria, sì, ma non facciamo che ci ricordiamo solo quello che ci conviene. Dai, l'ultimo, non c'è 2 senza 3, forza, e poi salutiamo tutti. Questo è bellissimo. Questo è poltrone e sofà. Poltrone e sofà, Sant'Anghe, che non si sa cosa farà. Grazie Totò. Almeno ci fai sorridere. Allora, grazie a Antonio Condorelli che è stato con noi, grazie a Pierpaolo Montalto, segretario regionale Sinistra Italiana, grazie a Tommaso Vendemmia, sindacalista del SIAP, grazie a Luciano Cantone, parlamentare del Movimento 5 Stelle, grazie ai nostri telespettatori. Allora, noi non ci fermiamo neanche nella settimana di Sant'Agata, vi ricordo però che da lunedì comincerà l'intensa diretta delle emittenti Telecolor e Antenna Sicilia per seguire passo passo la festa di Sant'Agata dall'inizio fino al rientro in cattedrale, quindi grande festa di popolo, molti la vedranno ovviamente e cercheranno informazioni e immagini soprattutto sulle nostre emittenti. Noi ci saremo come sempre presenti su Telecolor e su Antenna Sicilia, quindi la grande diretta. Il punto tornerà il sabato prossimo dopo una scorpacciata di festa, anche noi torneremo con l'attualità all'interno del nostro programma. Ciao a tutti, a presto. Buonasera a tutte e tutti. Buonasera.